Ecco l'auto elettrica ideata a Treviso. Non un veicolo nato per il motore a corrente, ma un'auto dove è stato tolto il classico propulsore a pistoni per inserirne uno che funziona a batterie. Una rivoluzione possibile per la mobilità. Un ritorno al futuro per le auto che potranno essere di fatto quelle del passato, ma con un cuore nuovo e soprattutto estremamente longevo. Si calcola infatti che il motore elettrico duri oltre 2 milioni di chilometri, mentre la sua autonomia per un'utilitaria come questa Panda convertita può variare dai 60 ai 300 chilometri a seconda delle batterie che si andranno ad utilizzare. Un mezzo, oltre che ad emissioni zero, silenziosissimo. Questo è il rumore della macchina in moto. Oggi alla Piani la presentazione ufficiale di un prototipo che presto potrebbe essere commercializzato su vasta scala e per il quale si stanno già interessando colossi internazionali come la Magneti Marelli. E come l'auto di fatto è nata nel Trevigiano con il differenziale inventato dai fratelli Menon di Roncade, così l'elettrica popolare nasce a Treviso per la volontà dei suoi artigiani. Sono circa 2 anni che portiamo avanti questo progetto. Abbiamo fatto un'attività di lobby importante sia a livello romano sia a livello europeo. Abbiamo creato una macchina che costa circa da 1 a 2 euro per 100 km come costo di esercizio. E dopo abbiamo aiutato l'ambiente a essere meno inquinato. Poco più di 6.000 euro il costo previsto per la trasformazione in elettrico, a cui andrà aggiunto il valore delle batterie a seconda dell'utilizzo quotidiano.